Buonasera da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Giovane perseguitato, aggredito e accoltellato da una banda dopo la rivelazione di avere vinto 100.000 euro alla lotteria. 5 arresti a Carini nel Palermitano per rapina e tentato omicidio dopo mesi di violenze. Eseguita a Pavia l'autopsia su Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, ucciso con una coltellata in un parcheggio. Gli esiti tra 60 giorni serviranno a chiarire la vicenda della morte, per la quale è indagato per omicidio un sedicenne. Lunedì pomeriggio i funerali nel comune siciliano. Palermo, operato d'urgenza per la presenza di un proiettile in testa, scoperto dopo giorni di cura per mal di testa. Un 17enne di Carini nega lo sparo ed è giallo su cosa sia successo davvero. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Mark Coppicar, il santone della comunità setta di Gibilman. Il riesame respinge la scarcerazione. L'uomo è accusato di maltrattamento su minori. Niscemi, il presidente Schifani annuncia la consegna di 25 alloggi agli sfollati per la recente frana. L'emergenza abitativa resta, intanto va avanti l'inchiesta della procura. La genesi dell'Etna non rientra in nessuna categoria vulcanica conosciuta. Il vulcano è unico al mondo, secondo uno studio dell'Università di Losanna. Calcio, domani il Palermo in campo a Reggio Emilia per restare agganciato al treno della promozione diretta. Inzaghi verso la riconferma della formazione tipo. Serie C, il Catania domenica in trasferta sul campo dell'Atalanta, Under 23, Toscano alle prese con le assenze di Queini e Corbari. La gara in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 17. A Carini andiamo subito nel Palermitano, vince 100.000 euro alla lotteria e viene perseguitato da una banda violenta che lo deruba e dopo la sua denuncia lo accoltella in manette i 5 giovani del branco. Giusy Lazzara. Quel biglietto fortunato al gratta e vinci da 100.000 euro si è trasformato nel peggiore degli incubi. A Carini, piccolo centro nel Palermitano, la notizia circola in fretta. Un giovane vince alla lotteria 100.000 euro e attira l'attenzione di 5 balordi tra i 20 e i 30 anni. Volevano quella vincita a tutti i costi e cominciano a perseguitare il ragazzo. L'incubo inizia a gennaio 2025, a metà febbraio scatta la trappola. Con l'inganno la vittima viene attirata in una zona isolata dove 3 persone a volto coperto, armati di bastoni e un fucile, lo accerchiano, lo minacciano e lo picchiano a sangue. Gli rubano il telefonino, denaro e la posta pay per prelevare poi migliaia di euro. La vittima denuncia la rapina e il pestaggio. Nonostante le indagini in corso, il branco non si ferma, anzi coinvolge anche una donna. La violenza continua, cercano di metterlo sotto con l'auto, minacciano di morte la sua famiglia, fino all'episodio più grave, quando il giovane è stato accoltellato all'addome per strada. Dalle immagini della videosorveglianza e dai prelievi bancari, 5 sono stati identificati, arrestati e messi ai domiciliari per rapina aggravata, tentato omicidio, porto d'armi da fuoco, lesioni personali e furto. Oggi l'autopsia su Gabriele Vaccaro per chiarire la dinamica dell'aggressione mortale nel parcheggio di Pavia. Resta in carcere il giovane egiziano accusato dell'omicidio. Intanto lunedì i funerali e il lutto cittadino a Favara. Giusy Lazzara. 4 ore, tanto è durata a Pavia l'autopsia su Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni, originario di Favara, morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio pubblico. Nell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia sono stati anche effettuati prelievi di tessuti per verificare l'entità delle emorragie. Previsti almeno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia, che dovrà stabilire se il colpo che ha trafitto Gabriele era mortale. Si indaga anche per accertare se sia stato chiesto subito l'intervento del 118, che sarebbe stato decisivo per un primo soccorso. Intanto resta in carcere il sedicenne egiziano accusato dell'omicidio, indagato anche per tentato omicidio per aver accoltellato all'addome uno degli amici di Gabriele. I 4 ragazzi che erano con lui, un 17enne e 3 maggiorenni, sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio. E poi l'ultimo viaggio di ritorno di Gabriele verso Favara, dove i funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio nella chiesa madre. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.
Aveva un proiettile in testa, ma a suo dire nessuno gli aveva sparato. È giallo a Carini, nel Palermitano. Il ragazzo, un 17enne, è stato adesso operato. I dettagli del servizio di Marco Gullà. Avere un proiettile conficcato nel cranio senza saperlo è la vicenda incredibile che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni di Carini, ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Villa Sofia a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 11 aprile a Carini ci sarebbe stata una rissa. Il giovane si sarebbe poi presentato alla guardia medica del paese in provincia di Palermo con una ferita dietro l'orecchio che è stata saturata, senza che i sanitari sospettassero si trattasse dell'effetto di un colpo d'arma da fuoco. Nei giorni successivi il ragazzo ha continuato ad accusare mal di testa e dolore all'orecchio, motivo per cui si è recato all'ospedale Villa Sofia, dove però non era emersa la presenza del proiettile. A chiarire la situazione è stata una TAC eseguita in un laboratorio privato dove è stato individuato il corpo estraneo nel cranio. I sanitari hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e disposto il trasferimento in ospedale. I medici del reparto di neurochirurgia di Villa Sofia hanno quindi eseguito un intervento chirurgico rimuovendo un proiettile probabilmente calibro 9. Se la pallottola fosse andata oltre anche di pochi millimetri avrebbe potuto avere effetti e conseguenze devastanti o addirittura provocare l'immediata morte del 17enne. Un fatto gravissimo su cui ora indagano le forze dell'ordine. A Palermo una donna di 50 anni è stata denunciata dopo aver aggredito un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia a causa dei tempi di attesa, a suo dire troppo lunghi per il padre ottantenne che si è presentato con un piede fratturato. Dopo essere stata invitata ad attendere, avrebbe colpito il sanitario con un bastone da passeggio. Dell'episodio è rimasto ferito anche un metronotte. La donna è accusata di lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio. Il caso della comunità nel bosco di Gibilman, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Mark Kopicar, sedicente Santone, arrestato per maltrattamenti sui minori. Emanuela Corsi. Nessuna scarcerazione, ma arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Mark Kopicar, il santone della casa nel bosco di Gibilman, arrestato lo scorso 1° aprile per maltrattamenti su minori in concorso. A deciderlo il Tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta avanzata dai legali dell'uomo. Per l'accusa, Kopicar ha compiuto con alcuni genitori presenti nella comunità violenze, soprattutto psicologiche, sui 2 bambini di 11 e 7 anni da cui è nato il caso. Quella che inizialmente venne indicata come la casa del bosco siciliana in realtà era una setta composta da 15 persone, dove Kopicar era il santone. Gli adepti lo chiamavano Shanti. L'uomo costringeva i bambini, ospiti della comunità nel bosco, a fare le ronde notturne attorno al casolare in cui vivevano. I piccoli indossavano delle torce sulla testa ed erano costretti a girare per avvertire gli adulti dell'eventuale presenza di estranei. Inoltre non gli dava da mangiare adeguatamente. I bambini non andavano a scuola, non sapevano leggere né scrivere e contavano a malapena fino a 20. Non potevano frequentare coetanei, non erano vaccinati, dormivano su materassini gonfiabili. A fine marzo sono stati allontanati dai giudici del Tribunale dei minori affidati al nonno di uno dei 2. Kopicar ha il divieto di comunicare, neppure telefonicamente o con mezzi epistolari o telematici, con persone diverse da quelle conviventi o che lo assistono. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali dell'ex rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzo Crea, confermando l'interdizione per 12 mesi dall'attività accademica. Cuzzo Crea è indagato nell'inchiesta sui rimborsi gonfiati all'università. Visita a sorpresa del presidente della Regione Schifani oggi a Niscemi. Sono state annunciate le consegne di 25 alloggi agli sfollati, ma sullo sfondo resta l'emergenza abitativa. Il servizio di Gerry Italia. È arrivato senza preavviso direttamente nei luoghi simbolo dell'emergenza. Il presidente della regione Renato Schifani ha effettuato un sopralluogo a Niscemi negli alloggi di social housing di Via Spagna destinati alle famiglie sfollate dopo la frana di gennaio. Una visita che segna un'accelerazione. Entro pochi giorni saranno consegnati 25 appartamenti ad altrettanti nuclei familiari, per un totale di circa 70 persone che troveranno una sistemazione stabile dopo mesi di precarietà. Stiamo facendo squadra, io vigilo quotidianamente su quello che avviene a Niscemi in termini di presenza dello Stato e della regione
zona della protezione civile e a 90 giorni dalla disgrazia io credo si sia fatto molto. Gli alloggi, già oggetto nei giorni scorsi del sopralluogo del delegato Duilio Longi, sono stati assegnati attraverso una procedura straordinaria per privilegiare le famiglie colpite dagli sgomberi, ma l'emergenza resta aperta. Sono ancora 150 i nuclei familiari da ricollocare, attualmente ospitati in abitazioni in affitto con contributo pubblico. La visita è proseguita poi nel cantiere della Reggia Trazzera Niscemi San Michele di Ganzeria, dove sono in corso lavori urgenti di ripavimentazione. Noi continueremo sempre a vigilare sui lavori di somma urgenza perché è giusto che noi si faccia il nostro dovere di vigilanza. Non manca però il capitolo giudiziario. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla gestione dell'emergenza che coinvolge gli ultimi 4 presidenti della regione. Faremo la nostra parte, chiariremo quello che c'è da chiarire. Io in questi anni ritengo di aver fatto quello che era giusto fare, il massimo di dovuto fare all'indomani della disgrazia. Dal Comune arriva un messaggio di cautela ma anche di determinazione. Il sindaco Massimiliano Conti sottolinea: non sarà un nuovo 97. Mi lascio scivolare le polemiche, lavoriamo a testa bassa sulle problematiche e troveremo le soluzioni. Intanto, tra consegne imminenti e cantieri aperti, Niscemi resta un territorio in bilico dove l'emergenza non è ancora finita, ma la macchina istituzionale prova a dare risposte sotto i riflettori. Si fa sempre più pesante l'avvertenza per i 45 dipendenti licenziati dallo stabilimento ISAP Flo di Aci Sant'Antonio nel Catanese, che produce stoviglie e imballaggi fumata nera. Dopo l'incontro dell'azienda, i sindacati al Ministero delle Imprese. Nessuna apertura dell'ISAP, denunciano CGIL, UIL e CISL per l'attivazione di una cassa integrazione straordinaria per avviare la ricerca di un acquirente e mantenere i posti di lavoro. Nonostante la proposta del Ministero per strumenti di gestione della crisi con fondi Invitalia, resta il no dell'azienda. I sindacati non si fermano e hanno proclamato lo stato di agitazione e uno sciopero negli altri stabilimenti a Verona e Parma in segno di solidarietà con i colleghi licenziati di Catania. Voltiamo decisamente pagina. L'origine dell'Etna non rientra in nessuna di quelle attualmente conosciute. Lo rivela uno studio dell'Università di Losanna in collaborazione con l'INGV di Catania. Lorena Dolci. Un vulcano unico al mondo. I figli dell'Etna orgogliosamente l'hanno sempre saputo, ma confermare un'origine particolare adesso è un team di ricercatori dell'Università di Losanna, secondo cui il vulcano siciliano non rientra in nessuna delle grandi famiglie esistenti. A differenza dei vulcani tradizionali, dove il magma si genera poco prima di eruttare, l'Etna sarebbe alimentato da sacche di magma già presenti nel mantello superiore, a circa 80 km di profondità, che verrebbero poi spinti verso la superficie da movimenti tettonici, un po' come quando si spreme uno spugna. Lo studio appena pubblicato è stato condotto in collaborazione con una ricercatrice dell'Istituto di Vulcanologia di Catania. Questo studio per la prima volta sostiene che i magmi provengono da una regione che si chiama Low Velocity Zone, che sostanzialmente si trova compresa tra la stenosfera e la crosta. Per arrivare a queste conclusioni, il team ha analizzato campioni di lava raccolti sull'Etna, ricostruendo l'evoluzione chimica delle eruzioni dalla nascita del vulcano fino ai giorni nostri. Questo lavoro sostanzialmente consente di poter dare una sorta di interpretazione unica e di giustificare sia le prime manifestazioni vulcaniche dell'Etna, che si sono verificate circa 500.000 anni fa, sino alle manifestazioni più recenti del vulcano, che hanno visto la produzione di numerosissime colate laviche. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per farvi conoscere la bella storia di Claudia Alfiere, giovanissima poetessa che sarà nominata Alfiere della Repubblica. A tra poco. E siamo tornati in studio e adesso vi presentiamo Claudia Savarino, giovane poetessa che frequenta l'ultimo anno di una scuola ad Agira, in provincia di Enna, e che il 7 maggio riceverà una importante onorificenza dal presidente Mattarella. Il nostro servizio di Eva Spampinato.
Claudia tra poco compirà 19 anni, frequenta l'ultimo anno del liceo di Scienze Umane di Agira in provincia di Enna. È una ragazza sensibile che ha vinto la sua timidezza grazie alla lettura, alla scrittura e in particolare alla poesia. Con la poesia riesco davvero a essere me stessa, e poi se riesco anche ad avere un ruolo per la società ed essere un esempio positivo è ancora meglio. E proprio per queste sue doti, per la sensibilità con cui affronta attraverso i versi temi di grande profondità umana, il presidente Mattarella l'ha nominata Alfiere della Repubblica, insieme ad altri 27 giovani che si sono distinti in tutta Italia. Io che scrivo poesie, lì per la prima volta forse non ho avuto parole. Attitudini personali che trovano forza e consapevolezza grazie al prezioso supporto di docenti attenti e presenti. Spesso trattiamo il tema della disabilità, dell'inclusione, dell'autismo e i miei professori mi chiedono di scrivere una poesia. In tempi in cui la tecnologia prende il sopravvento, Claudia ci insegna a tornare a guardare dentro di noi e usare il pensiero critico. Mentre la poesia ti costringe in un certo senso a rielaborare, a essere tu il padrone di quello che stai dicendo, invece ChatGPT ti restituisce qualcosa di freddo, di distaccato. Quindi oggi, in questa era digitale in cui siamo immersi, dobbiamo recuperare la parola e soprattutto il pensiero, anche le emozioni. Ci esprimiamo con le emoji. Nel 2024 con la poesia Farfalle Bianche Claudia ha vinto la menzione d'onore in un premio intitolato alla memoria di Roberta Siragusa, vittima di femminicidio. Viviamo lo stesso tempo che vivono le farfalle, poche ore, un mese, le più fortunate un anno, ma noi non siamo farfalle, siamo donne. Sarà un fine settimana da tutto esaurito nei siti culturali siciliani, complice il lungo ponte della Festa della Liberazione e l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici dell'isola. Davide Sardo. Un fiume inarrestabile di visitatori, Valle dei Templi già presa d'assalto come mostrano queste immagini, code, smartphone alzati e volti rapiti dalla bellezza. È solo l'inizio. Per il lungo ponte della Festa della Liberazione, la Sicilia si prepara a un vero boom nei siti culturali, tutti gratuiti per l'occasione. Agrigento si conferma tra le mete più ambite con il suo patrimonio unico che continua ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Da qui lo sguardo si allarga a Catania, con i riflettori puntati su Palazzo della Cultura e sull'Anfiteatro Romano, simboli di una città viva tra storia e contemporaneità. A Palermo, protagonisti il Palazzo Abetellis e il Castello della Zisa, tappe imprescindibili per chi sceglie il capoluogo. Nel trapanese richiamo internazionale per il Parco Archeologico di Selinunte, tra i complessi archeologici più vasti d'Europa. A Messina immancabile il Teatro Antico di Taormina, con il suo scenario unico sospeso tra mare e storia. Infine Siracusa, con l'area archeologica della Neapolis, cuore pulsante della classicità. Un'offerta culturale ampia, diffusa, capace di unire territori e identità diverse in un unico grande racconto. E in questo lungo weekend tra arte, storia e primavera, la Sicilia si conferma ancora una volta protagonista. Per residenti e turisti c'è solo l'imbarazzo della scelta. E adesso c'è un'altra pausa e poi il calcio. Cominceremo con il Palermo, oggi vigilia di campionato per i rosanero che domani saranno impegnati a Reggio Emilia. Torniamo tra poco. E siamo al calcio, vigilia di campionato per il Palermo, domani impegnato a Reggio Emilia, Inzaghi verso la conferma della formazione tipo. Marco Gullà. Nel giorno della liberazione il Palermo proverà invece a rimanere agganciato al treno della promozione diretta. Rosanero domani impegnati a Reggio Emilia contro la Reggiana, una partita che può rappresentare una nuova occasione di rilancio qualora il Monza oggi non faccia risultato contro il Modena. Pippo Inzaghi dovrebbe insistere ancora sulla formazione tipo delle ultime due partite. Una sola novità sembra esserci all'orizzonte: il rientro di Joronen tra i pali dal primo minuto. Buone notizie anche dall'infermeria. Jonsen è tornato ad allenarsi in gruppo e spera nella convocazione. Rientra anche Peda, che ha scontato il turno di squalifica. L'unico indisponibile è il francese Gomes. Ma sulla tre quarti Inzaghi va verso la conferma di Palumba e Ledoiron, che sosterranno Poyampalo in attacco. A centrocampo Rui Modesto va verso la conferma a tutta fascia, visti i netti miglioramenti dell'ultima partita. Per il resto solito schieramento con Segre, Ranocchia e Augello. Domani a Reggio Emilia, fischio d'inizio alle 15. Gara
partita complicata come sono tutte in Serie B e sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche noi. Anche per noi la posta in palio è decisiva, dobbiamo andare per vincere questa partita, non abbiamo alternative, per cui ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara. Il Catania, siamo alla Serie C, lavora in vista della partita di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Dalla trasferta lombarda dipenderà la conquista del secondo posto in classifica. Non ci saranno lo squalificato Quaini, ma anche Corbari. Francesco Triolo. Una nuova tegola per il Catania, un dubbio in più per Mimmo Toscano. Per l'ultima gara della stagione regolare, la trasferta di domenica pomeriggio a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23, il tecnico rosso-azzurro non potrà contare su Andrea Corbari. Il centrocampista, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Potenza a causa del riacutizzarsi di un fastidio già accusato nelle settimane precedenti, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società. Corbari ha già intrapreso il percorso di recupero, ma oltre a lui non saranno disponibili per la trasferta contro l'Atalanta Under 23 anche Rolfini, Casasola, altro atleta in fase di recupero, e lo squalificato Quaini. Così le soluzioni a centrocampo per il tecnico rossazzurro saranno limitate. Ci sono 2 giocatori di ruolo come capitani di Tacchio e Di Noia, con Jimenez che potrebbe rappresentare un'opzione legata più ad una soluzione che prevede un regista, così come nella seconda parte della partita contro il Potenza. Ipotesi che il tecnico ha tempo di provare sino a sabato. La squadra infatti svolgerà tutte le sedute in città per trasferirsi a Bergamo dopo la rifinitura di sabato mattina, e sull'aereo Toscano avrà già le idee chiare sul Catania da schierare contro l'Atalanta per mantenere la seconda posizione in classifica, fondamentale in chiave playoff. E adesso una notizia: il lutto nel mondo del giornalismo siciliano. È morto a 61 anni il giornalista Franco Gallo, firma storica di Gela. Togliergli la vita, un'emorragia cerebrale che ha richiesto un complesso intervento chirurgico purtroppo non superato. Per anni è stato corrispondente del quotidiano La Sicilia e di Antenna Sicilia, con articoli e servizi, soprattutto di sport. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti voi per l'attenzione e una buona serata.